tutto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis. Adesso l'olio è il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis. E voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 40 4 08 oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com. E già che siete lì sul sito, buttate un occhio alla linea cosmetica, dove trovate che d'estate in primavera
la crema alla bava di lumache o dermica biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica, scottature, psorisi, dermatiti, cuperose, 35 euro. 3 creme, 79 euro, trasporto gratuito. Fate voi, visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Amiche e amici miei, Miranda all'avventura, di nuovo buongiorno, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato il disco Start, Luigi Cirenei, La Fedelissima, che è l'inno dell'Arma dei Carabinieri. Allora, noi riprendiamo questa supplenza all'ottimo Semmi che ritroverete poi domani, l'ottimo Semmi Varin. Vi auguro una buona festa della Repubblica. 340-670-9659 se volete dire la vostra attraverso la zappa WhatsApp. Il telefono è aperto, abbiamo qualche minuto allo 0292947222. Intanto in diretta su Rai 1 si sta svolgendo la parata ai Fori Imperiali, sta sfilando la Marina Militare Italiana. Ecco qua, c'è una bella ufficiale che sta camminando carica di medaglie, sta passando davanti al palco delle autorità. Abbiamo un barchino, i palombari, insomma Mattarella contento. Accanto a sé ci sono il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il presidente del Senato Ignazio La Russa, e insomma si svolge ancora una volta la parata in questo giorno di festa, giorno che immeritatamente tra la fine degli anni 70 e la fine degli anni 90 non veniva nemmeno celebrato. Questo è stato forse uno dei periodi più sgradevoli nella storia della Repubblica per quanto riguarda il patriottismo, non fosse altro che la festeggiavano la domenica successiva al 2 giugno. Tutto questo perché nel 1977 si era deciso che dovevamo risparmiare. Fortunatamente il presidente Ciampi, va detto, con un gesto ampiamente gradito, ha reintrodotto il 2 giugno come festa nazionale. Giornata di pioggia nel resto d'Italia. A Roma c'è un bel sole quasi estivo, probabilmente farà anche caldo, ma in ogni caso andiamo a dare un'occhiata adesso alle agenzie. l'ADN Kronos, l'apertura Savar Sandir, l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, Mattarella, la Costituzione è la nostra casa comune. Le frecce tricolori sorvolano l'altare della patria, la Meloni, 80 anni di libertà e di partecipazione. Il conflitto Ucraina, massiccio attacco russo nella notte, 13 morti tra cui un bambino e oltre 100 feriti, colpita Kiev, missili e droni contro diverse città ucraine, nella capitale crolla un palazzo di 9 piani, Zelensky, necessaria la difesa aerea europea, gli USA ci aiutino con i Patriot. Teheran non ha ancora risposto alla proposta d'accordo, sfiducia negli USA, Donald è furibondo con Netanyahu, sei un pazzo, senza 6 mesi resti in prigione. Terremoto in Calabria, notte di paura, il sindaco di Corigliano, forte ma nessun danno, circolano anche delle fake news. Il sisma, avvertito in gran parte della regione nel sud Italia, ha spinto molti cittadini in strada, controlli in corso, ma le autorità confermano nessuna criticità strutturale. Pinerolo, trovato il corpo del 17enne trascinato dalla corrente del Chisone, il ragazzo si trovava sulla riva della del torrente insieme ad alcuni amici quando è stato trascinato dalla forza dell'acqua. Il ritrovamento a 600 metri a valle del ponte San Martino. Roland Garros, tris azzurro ai quarti, Cobolli, Berrettini, Arnaldi avanti tutta, maltempo, piogge e temporali al centro-nord, allerta gialla in 8 regioni. Infine Cosenza, strage di migranti sulla strada statale 106, 4 corpi carbonizzati in auto, 2 fermi per omicidio. Le vittime erano braccianti agricoli impiegati nei campi della Sibaritide diretti verso la piana del Metapontino. Vediamo allora che cos'è questa notizia. Eccola qua. 2 persone di nazionalità pakistana sono state fermate perché sospettate dell'omicidio di 4 connazionali, scrive l'ADN Kronos.
avvenuto lunedì 1 di giugno nel Cosentino. I corpi carbonizzati delle 4 vittime, tutti braccianti agricoli, sono stati rinvenuti all'interno di un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara, nei pressi di un distributore di carburante. I 2 fermati sono stati rintracciati a Villa Piana, portati ieri notte in questura a Cosenza, dove sono stati interrogati dagli agenti della squadra mobile. La polizia è riuscita a identificarli grazie alle testimonianze raccolte e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo quanto riferito e secondo quanto ricostruito finora, l'omicidio sarebbe avvenuto nello stesso luogo del ritrovamento. I 4 migranti pakistani sarebbero stati prima uccisi e poi i loro corpi dati alle fiamme. Le indagini coordinate dalla Procura di Castrovillari sono in corso anche per accertare il coinvolgimento di altre persone. Le vittime erano tutte braccianti agricoli impiegati nei campi della Sibaritide e diretti verso la piana del Metapontino nel Materano. Vediamo anche il meteo, le 11 minuti e 36 secondi. Piogge e temporali al centro-nord, allerta gialla in 8 regioni, previsto un crollo delle temperature per l'arrivo della perturbazione. Ancora la DN Cronos, quindi le previsioni, martedì 2 giugno perturbazioni atlantiche e temporali forti. Le regioni del nord saranno le più colpite dalla perturbazione atlantica con piogge diffuse, rovesci temporali localmente forti, con grandine e raffiche di vento. Allerta gialla alla protezione civile, ecco le regioni coinvolte. Per oggi è prevista allerta gialla sulla provincia autonoma di Bolzano, Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte del Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo. I fenomeni meteo previsti potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche. Per dettagli aggiornati consultate il bollettino nazionale di criticità e l'allerta sul sito ufficiale della Protezione Civile. A proposito della tragedia del Chisone, in Piemonte, sempre sulla DN Cronos, si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del ragazzo di 17 anni scomparso nel pomeriggio di ieri lungo il torrente Chisone nel territorio di Pinerolo. Il corpo del giovane è stato ritrovato nella tarda serata di ieri dai vigili del fuoco di Torino a circa 600 metri a valle del Ponte San Martino. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, scrive ancora la DN Cronos, si trovava sulla riva del torrente insieme ad alcuni amici quando è stato improvvisamente trascinato dalla forza della corrente. L'allarme è scattato immediatamente e le operazioni di ricerca sono partite dal punto dell'ultimo avvistamento. Per ore decine di soccorritori hanno battuto il corso d'acqua e le sue sponde nella speranza di ritrovarlo in vita. In campo intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Pinerolo, il nucleo SAF Speleo Alpino Fluviale di Torino, i sommozzatori trasportati dall'elicottero Drago del reparto Volo Piemonte, il nucleo cinofili regionale e il soccorso alpino. Le autorità stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell'accaduto. Con questo io vi ringrazio e saluto, questo perché adesso cediamo la linea alla puntata di oggi di Dentro Montecitorio con me e con Laura Cavandoli. Facciamo un po' il punto della situazione politica e non solo, i lavori delle Camere, i provvedimenti in arrivo e molto altro in questa giornata di festa. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi do appuntamento domani alle 18:15 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Al termine della trasmissione potrete ascoltare l'inno della Polizia di Stato. Grazie a tutti voi, buona festa della Repubblica. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Dentro Montecitorio con Laura Cavandoli. Oh, e allora questo 2 giugno così repubblicano, buona festa della Repubblica intanto alla nostra Laura Cavandoli, ben trovata per questa seconda puntata di Dentro Montecitorio. Buongiorno e ben trovata, anche se in un orario un po' inusuale. Buongiorno e buona festa della Repubblica a tutti.
oggi festeggiamo insomma 80 anni di Repubblica e 80 anni di voto per le donne, tema assolutamente importante, visto che le donne non sono solo hanno votato, ma sono state elette nell'Assemblea Costituente e hanno portato a un importante articolo 3 della Costituzione, perché fra le discriminazioni che c'erano è stata, diciamo, superata anche quella sulla base del sesso. Devo dire che nell'ambito dell'attività politica le donne sono sempre e sono purtroppo ancora minoritarie come numero. Come qualità continuiamo a credere che è sicuramente migliore, anche perché io dico sempre che una donna, con tutto quello che ha da fare in famiglia, con figli, con genitori a volte, insomma, se fa politica lo fa perché è molto motivata. Quindi le 21 donne costituenti, le prime donne sindaco, le prime donne che insomma si sono impegnate per un'attività e una gestione politica del nostro territorio, credo che sia stato una grande conquista. E a noi, tutte noi donne, anche quelle che sono all'ascolto, il compito è di portare avanti la loro missione, magari con le nostre idee, posso dirlo? Sì. Che comunque sia va bene tutto, però se dobbiamo pensare che i nostri temi siano la patrimoniale, siano l'accoglienza, siano insomma una base del pensiero woke, ecco no, stiamo pure allora restiamo a casa. Impegniamoci invece per affermare quello che è il valore della nostra società, della nostra civiltà. Lo diciamo sempre, ma per le donne a maggior ragione. Io non posso più vedere donne con il burqa che girano anche qua nella mia Emilia, perché credo che quello non sia una scelta autonoma, non sia una scelta indipendente. Scusate, ma ho le notifiche e non riesco a togliere, quindi Ma tanto non andiamo. Si vedono, non ti preoccupare. Ah, perfetto. È una cosa che riguarda solo te, non risultano Ok, allora nel video, aspetta che stai mi tranquilla. sposto. Che Perfetto. vai tranquilla, la tua privacy è ampiamente tutelata. No, ho spostato l'immaginetta sotto, perché quest'oggi lo possiamo dire, sono col telefono perché non sono a Montecitorio, sono a Roma e Montecitorio riprende domani mattina con la discussione generale, quindi diamo anche queste informazioni Certo. di una mozione che è insomma, abbastanza importante che riguarda il gioco d'azzardo e poi una discussione generale. Dopodiché sono la prima a andare in aula perché alle 16:45 ci sono ben 3 atti della Giunta, io sono la capogruppo della Giunta per l'autorizzazione della Lega e abbiamo un nostro grande cliente che è Vittorio Sgarbi, che devo dire, insomma, ovviamente era deputato nella scorsa legislatura, ma come noi sappiamo ne ha fatte un po' tante Sì. ha avuto una serie di richieste di risarcimento importanti, quindi c'è Vittorio Sgarbi e poi c'è un'altra che riguarda anche qui l'ex onorevole, ora europarlamentare Flavio Tosi. Quindi domani iniziamo con la Giunta e poi si passerà una serie di provvedimenti, dovremmo arrivare anche a votare sperando di avere una opposizione costruttiva e non meramente dilatoria. Comunque dovremmo partire anche con il disegno di legge sul nucleare, che per noi sappiamo è una delle missioni del nostro mandato di governo, quindi effettivamente per noi è importantissimo. Hanno rallentato le opposizioni in tutti i modi sulle commissioni e ora che è arrivato in aula, ha fatto discussione generale già la scorsa settimana, vorremmo chiuderlo già questa settimana. Vediamo cosa faranno le opposizioni, cosa si inventeranno, poi magari approfondiremo anche su questo. Ma guarda, facciano quello che vogliono, però lo sai che qui la parola con la N, cioè nucleare, è molto apprezzata, per cui prima arriva e meglio è. Ora non voglio fare come Roberto Napoletano, il direttore allora del Sole 24 Ore, che copiò il titolo del Mattino quando ci fu il terremoto dell'Irpinia, però mi ripeto pure io, fate presto, perché questo paese ha bisogno di corrente elettrica per crescere, per svilupparsi e soprattutto perché la dobbiamo pagare molto meno. Tutti. Perché questo è un tema importante, lo ha detto anche nella sua intervista Matteo Salvini proprio domenica, per chiedere più flessibilità all'Europa per utilizzare comunque sia non solo i fondi di coesione che sono peraltro già assegnati per altro,
proprio per cui effettivamente l'apertura sui fondi di coesione per utilizzarli contro il caro energia è un'apertura, devo dire, abbastanza vuota, perché sono già impegnati. Ma questo è sempre una ideologia, un passaggio che l'Unione Europea continua a far comprendere, credo, a tutti gli italiani, di essere completamente fuori da ogni logica. Quindi l'ha fatto con le teorie green, l'ha fatto con tutto quello che è il Green Deal, con gli obblighi e le emissioni, quelli che devono essere il raggiungimento, no, di quel 35% di rinnovabili che deve essere raggiunto nel 2030, faccio presente fra un anno, quindi sono 3 anni e mezzo, quindi obiettivi irraggiungibili per il nostro paese, ma soprattutto insensati, perché si va veramente a chiudere la possibilità per il nostro paese di renderci autonomi dal punto di vista energetico. Ma questo è il problema che ha l'Europa, perché se pensiamo ai fotovoltaici, se pensiamo agli impianti eolici, come pensiamo di poter utilizzare e renderci autonomi con questi impianti che comunque non vengono fatti in Italia? Il nostro pensiero è chiaro, vogliamo avere la possibilità di utilizzare quelle che sono le nostre energie, ma soprattutto non renderci dipendenti dalla Cina, non renderci dipendenti dagli Stati Uniti per quello che riguarda il gas liquido, e a questo punto però apriamo a un bouquet di approvvigionamento energetico, fra cui inseriamo quello, ovviamente il gas russo, che costa meno, lo usano in Francia, lo usano in Spagna, e invece l'Europa vuole restringere. E peraltro su questo abbiamo letto anche ieri sui giornali come ci sia una progressiva apertura verso il gas russo, proprio C'era perché il sondaggio della Ghisleri. ecco, proprio perché teniamolo presente, ma anche a livello europeo, le 17 pacchetti di sanzioni alla Russia renderanno effettivo l'embargo del gas russo solo da ottobre-novembre. Questo vuol dire che ci saranno chi ancora oggi in Europa si approvvigiona di gas russo che non vorranno questo termine, non vorranno dover rinunciare per poi cercare altre soluzioni. Quindi è chiaro che questo è un cortocircuito dell'Europa che noi dovremmo cogliere, e per questo devo dire l'attività del ministro Giorgetti è molto molto attenta. E poi sì, Matteo Salvini lo ha detto chiaramente, dobbiamo per forza trovare energie ma anche fondi per poterci permettere di approvvigionare e quindi rendere effettive anche le nostre riserve, che però devono essere a prezzi sostenibili e venduti a prezzi sostenibili. Quindi è un discorso che riguarda tutti, riguarda tutto il nostro paese, perché col gas non solo si produce, col gas ci si riscalda, e comunque l'aumento dei costi di produzione vanno a riverberarsi sulla borsa della spesa, quindi sulla spesa di tutti i cittadini italiani. Indubbiamente. Matteo Salvini in questa intervista a tutto campo, tra l'altro per il giornale, ha parlato pure di immigrazione, ha ricordato quando lui era ministro dell'interno e quando lo hanno portato in tribunale e rischiava di andare a vedere il sole a scacchi per una quindicina d'anni, non uno scherzo, non un giochino, non un'infrazione in eccesso di velocità. Ah vabbè, l'hanno pigliato che andava a 150 all'ora. No, non è questa la storia. Ecco appunto, la Lega ha ben presente tutto questo e questo impegno per l'immigrazione. E però c'è sempre quello che arriva e dice però in questi anni non si è fatto niente. È possibile? Ma allora, intanto però possiamo dire una cosa, perché volevo mettere la maglietta, ma non l'ho trovata, quella di Matteo Salvini, quella che avevamo sfoggiato a Palermo durante le sì. ultime udienze 1 anno e mezzo fa. E Matteo Salvini ha fatto 5 anni di processo, lo possiamo dire, perché il Senato ha votato l'autorizzazione a procedere, cosa che, lo dico proprio perché sono capogruppo in giunta. Cioè, quando si vota un'autorizzazione a procedere vuol dire che ci sono una estraneità del comportamento contestato rispetto a quelle che sono le normative che implicano il dovere di un parlamentare, e in questo caso di un parlamentare che era ministro dell'interno. Cioè, un ministro dell'interno che ci ha sottoposto 2 decreti di sicurezza che andavano proprio nel senso
sottoposto al Parlamento e quindi sono stati convertiti in legge, di bloccare gli sbarchi. Chi ha bloccato gli sbarchi, chi ha promesso durante la campagna elettorale di bloccare gli sbarchi, è stato messo sotto processo da un Senato a maggioranza ovviamente di centrosinistra, perché allora vigeva il governo giallo-rosso, proprio perché non si è guardato a quello che è l'attività del ministro, non si è parametrato sulla base di quella che è la normativa di riferimento che prevede la Costituzione, ma è stato un voto meramente politico, ideologico e politico. E questo credo che sia una grande gravità, perché il Parlamento è nato con degli organi che devono tutelare il sistema così come è delineato, il sistema giurisdizionale, ma anche il sistema politico, il sistema amministrativo, il sistema di governo, di Parlamento, che è delineato dalla Costituzione repubblicana. Come è stato fatto, come è stata deviata quell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini è stato veramente una vergogna. Ed è stata talmente una vergogna che poi la giustizia, quindi l'organo giudiziario, che ha dovuto assolverlo. E questo è, penso, la gravità più grossa, perché quando è stato assolto perché il fatto non è stato rilevante, non è stato ritenuto come reato, quindi vuol dire che non c'era reato e vuol dire che il comportamento era legittimo. E questo devo dire che i senatori che hanno votato contro non potevano non saperlo, ce lo possiamo dire. Però la gravità di questo processo, la lunghezza di questo processo ha fatto malissimo non solo alla Lega, perché comunque abbiamo perso veramente la possibilità di avere un leader che avesse la serenità di dire le sue idee, perché essere sottoposto a un processo, l'hai detto tu, che ti porta a un sequestro di persona, che ti porta in carcere per 15 anni, non permette a una persona di essere tranquilla e di poter esplicitare quelle che sono le sue idee, di poter fare una campagna elettorale tranquilla, di poter dire quello che può. Ci pensi 4 volte prima di dire pure che bella giornata. Esatto. E questo dal punto di vista umano credo che se lo siano persi tutti, quindi la mia solidarietà indiscussa, la mia stima a Matteo Salvini, che ha veramente passato 5 anni di inferno. Hanno messo però all'agonia, oltre che Matteo Salvini, il nostro partito, che si è dimostrato essere quello con le idee più lungimiranti, sia contro il Green Deal, sia contro questa immigrazione incontrollata, e sia proprio contro questi sbarchi che ci hanno portato in Italia tanti violenti, tanti delinquenti, perché li abbiamo incontrati anche dei terroristi che hanno fatto disastri anche in Europa, sono arrivati tramite gli sbarchi qua in Italia e sono stati accolti da un sistema che proprio in questo weekend ha dimostrato essere la mangiatoia delle cooperative e dei buonisti rossi. L'abbiamo visto in tantissime inchieste. Del Tempo che parla dei medici. Bravissimo, dei medici di Ravenna. Dio ce ne scampa e libera se questa cosa viene provata in tribunale, perché se c'è una sentenza di condanna, poveri noi. Esatto, quindi noi abbiamo, Matteo Salvini e la Lega hanno visto giusto che queste persone non dovevano entrare, anche perché non possiamo andare noi, ma io dico anche solo in Libia, in Tunisia, in India, senza documenti. E questi puntualmente arrivavano senza documenti, dichiaravano tutti di essere minorenni e di conseguenza non poter essere espulsi a causa di una tragica legge del PD che ha fatto approvare nel 2017, prima della fine della legislatura, per cui i minorenni non possono più essere espulsi dal paese. Veramente una norma gravissima, perché ha svenduto le nostre coste all'ingresso di queste persone. Poi, come dicevi tu, ora siamo tornati al governo, siamo tornati con un governo in cui ovviamente Matteo Salvini non poteva fare il ministro dell'interno perché era sotto processo, questo lo dobbiamo dire. E ora però vengono fuori tutti questi scandali e facciamolo una citazione al bravo Daniele Capezzone che ha fatto questa inchiesta con il Tempo proprio sui medici che hanno ostacolato i rimpatri. Cioè noi abbiamo investito soldi, normative, risorse, organici, perché ricordiamoci che per rimpatriare una persona che non ha diritto di stare in Italia, e se non ha diritto di stare in Italia in genere è soprattutto perché è un violento e perché ha compiuto delle azioni gravissime nei confronti delle persone sul nostro territorio. Ecco, quindi si parla di stupri, di molestie nei confronti di bambine, nei confronti delle donne, cioè reati molto gravi. Ecco, ci sono stati dei medici che hanno
firmato perché queste persone non potessero essere rimpatriate con delle scuse, trovando delle scappatoie che io mi auguro, per la fiducia che ho nel mondo dei medici, siano assolutamente veritiere. Ma se questo non è, io credo che queste persone che sono, devo dire, molti ordini dei medici hanno già preso le distanze da questa attività. Quindi credo che debbano pagare per quello che hanno fatto, perché rimettere in circolo, peraltro rimettere libere persone che hanno stuprato, persone che hanno picchiato, persone violente che dovevano essere rimpatriate, è un danno enorme per il nostro paese. Quindi abbiamo lavorato per avere più rimpatri, abbiamo lavorato per chiudere le frontiere, avere qualcuno che all'interno del nostro paese, magari con una toga da magistrato, ma magari con un camice da medico, non permette di riportare la sicurezza all'interno del nostro paese, perché ricordiamolo, questi rimpatri sono dovuti a reati gravissimi e soprattutto devono fungere da deterrente. Per cui se noi blocchiamo anche la deterrenza di queste sanzioni, di questi rimpatri, è chiaro che abbiamo perso. Questo è il problema. Sai qual è il fatto? È che a leggere tra l'altro l'inchiesta del Tempo, ora saltano fuori pure le chat in cui qualcuno di questi medici dice: io non lo faccio solo per una questione deontologica, ma anche per un principio etico. Allora io non vorrei che qualcuno si fosse convinto che siamo nella Roma del 1944, dove i medici di un ospedale, ora non mi ricordo quale fosse, si inventarono il morbo K, questa malattia sconosciuta, pesantemente infettiva e letale, che usavano con i loro certificati per giustificare il fatto che degli ebrei venissero internati nel reparto malattie infettive. Fu questa malattia fittizia a salvare loro la vita. K era Kappler, tanto per chiarirci, il capo dei nazisti che spadroneggiava su Roma. Ora, io non vorrei davvero che qui si stia arrivando davvero a considerare che siamo un paese sotto un regime nazista e che gli immigrati sono come gli ebrei, perché vuol dire aver frainteso totalmente il senso della storia e frainteso totalmente anche il senso della democrazia. E questo mi dispiace perché puntualmente c'è sempre questa idea che la destra in fondo non abbia la legittimazione a governare questo paese, malgrado sia stato frutto di libere elezioni il fatto che ci sia un governo di centrodestra in questo paese. Siamo nel giorno della Repubblica, quindi Appunto. vogliamo ricordare perché che cos'è una Repubblica, perché quando si è andato a votare, quando c'è stato il referendum 80 anni fa, si è fatta una scelta importante, cioè la Repubblica significa che il popolo esprime le proprie scelte, quindi non c'è una monarchia, non c'è una tramandazione, una tradizione di sangue della possibilità di individuare quello che è il governo, ma c'è proprio una scelta popolare di eleggere i propri rappresentanti in Parlamento, che sono quelli che fanno le leggi, ma sono anche quelle che danno la fiducia al governo e che quindi decidono chi deve governare e viene fatto questo sulla base di un voto popolare che coinvolge, diciamo, ovviamente da 80 anni le donne, ma che coinvolge tutti i cittadini italiani. Questo è un motivo per cui la cittadinanza italiana è un valore, perché si sceglie chi dà le leggi, chi governa, chi amministra. Questo è importantissimo. Quindi non c'è un governo imposto dall'alto, lo dicevi bene, cioè la libertà l'abbiamo conquistata anche con il referendum del 2 giugno del 1946 e non dobbiamo pensare che l'ideologia debba prevalere, perché la nostra Carta Costituzionale, che tutti difendono quando c'è da difenderla, magari senza volerla ammodernare, ma nei principi fondamentali invece dice cose molto importanti. E da lì anche il discorso di chiaramente che ognuno deve fare il proprio dovere a tutela del nostro paese. Quindi è chiaro che queste azioni contro non solo la deontologia, ecco, proprio contro l'attività
di un medico, la libertà di svolgere la propria attività in modo conforme a quello che prevede la normativa e la loro etica, sulla base di scelte ideologico-politiche. Scusami se ti ho interrotto, ma è gravissimo. E No, credo no. che non mancheremo di fare interrogazioni parlamentari proprio perché si vada fino in fondo in questo. Anzi, ringraziamo veramente il tempo per questa inchiesta, perché non ci fermiamo davanti a dubbi che secondo me debbano essere sciolti nell'interesse anche di questi medici. Questo sicuramente. Laura, senti, faccio una digressione sul partito perché Luca Zaia ha parlato col Corriere della Sera e Luca Zaia ha detto due cose. Prima ha parlato della legge sul fine vita e lui ha detto: io sono per la libertà di coscienza, come ha detto Matteo Salvini. Sono del parere che una legge ci serva perché c'è comunque un vuoto ed è ora che lo Stato si occupi anche di questo. La seconda cosa che lui dice, a proposito del partito, dice: io penso che la Lega debba essere estremamente federalista perché le necessità di un militante di Sondrio non sono le stesse necessità del militante di Canicattì, e propone, è una cosa che dice da tempo, l'esempio della CDU e CSU in Germania, quindi una Lega più per il nord e una Lega più per il sud. Te come la vedi? Soprattutto questo ritiro, diciamo così, spirituale voluto da Salvini. Tu ci vai? Ti hanno convocata? Allora, sono temi abbastanza collegati e comunque sia importanti. Tanto partirei sul discorso del fine vita che è calendarizzato adesso il 3, quindi dovrebbe essere domani, dovrebbe iniziare, ma confesso che non ho guardato la convocazione del Senato, ora guardo, proprio perché parte dal Senato. C'era stato col governo Draghi un'approvazione di una norma, diciamo, alla Camera, che poi era passata al Senato e poi non aveva avuto un secondo voto, insomma, sono sciolte le Camere prima. Ecco, purtroppo è un tema etico, c'è una regolamentazione che si fa fatica ad imporre, si fa fatica proprio a comporre, e infatti abbiamo visto che le regioni vanno in ordine sparso. E c'è stata la Corte Costituzionale che ha individuato, insomma, che ha dato degli obblighi al Parlamento di legiferare, però devo dire una cosa: se non si trova una quadra all'interno del Parlamento, significa che i rappresentanti dei cittadini, perché il mandato, ricordiamolo, ancora è popolare, non hanno completamente trovato una maggioranza che possa approvare queste normative. Quindi ritengo sia sì un tema importantissimo, ma che resta un tema anche divisivo nell'opinione pubblica, e questo credo che sia il problema. E noi che siamo rappresentanti del popolo non abbiamo la direzione, l'indicazione di fare una norma in un certo modo. E questo credo che sia stato uno dei motivi anche per cui il governo Draghi non ha compiuto questa normativa. E quindi sì, è un giudizio d'etico, sì, è un voto che va secondo coscienza, però sulla coscienza di quello che sono stati i nostri elettori, ma soprattutto è un testo che ci manca. Perché non è che diciamo sì, si può fare l'eutanasia, ma come? Chi decide? Con quali tempistiche? Al di là dei costi, perché comunque sia è un costo che chiaro è sanitario, quindi è carico delle regioni, ma in quali condizioni? Se una persona non ha la capacità di intendere e di volere, ma è in un bagno di sofferenze, possiamo procedere? Chi decide per lui? Quindi sì, c'è l'accordo sulle cure palliative che devono essere importantissime perché nessuno ha l'obbligo di dover soffrire. Però dico che non è un testo così semplice da comporre per poter dire facciamo un voto consapevole basato sulle nostre, lo dico da parlamentare chiaramente, sulle nostre idee, sulla nostra coscienza. Indicativamente faccio fatica a dire che sono favorevole all'eutanasia, tout court, perché sappiamo che nei paesi europei dove c'è è addirittura permessa ai minorenni.
Cioè, È successo in Spagna di recente. cerchiamo di capire che non è solo sì o no, ma il come si può arrivare, chi può decidere, quando c'è una malattia irreversibile c'è la volontà, ma stiamo attenti perché comunque sia anche solo una depressione può permettere un'eutanasia di una persona che è in perfetta forma solo perché ha un male psichiatrico, un male anche solo psicologico, un disagio. Questo è Quindi successo qualche anno fa al giudice Pietro D'Amico, che era un magistrato di Vibo Valentia. Io ho avuto in trasmissione l'avvocato Michele Roccisano, che del giudice D'Amico era amico, appunto, e praticamente il dottor D'Amico venne sottoposto all'eutanasia nella famosa clinica dove va cappato, e poi però si è scoperto che in realtà era semplicemente depresso, non aveva nessuna malattia terminale, non aveva niente di tutto questo. esatto. E quindi torniamo sempre lì, chi decide cosa e sulla base di quali parametri, perché se no di altri D'Amico ne avremo che la metà basta. È proprio questo il problema e lo dico perché forse scatenando qualche polemica e qualche richiamo, ma io temo che diventerà un po' l'eutanasia un tema da campagna elettorale. E ricordiamolo però, è un tema da campagna elettorale sulla pelle delle persone e quindi cerchiamo, io confesso non so qual è stata la quadra che non hanno raggiunto il Senato, perché diciamolo, cioè non è uscito un testo dalle commissioni, però dobbiamo per forza arrivare, secondo me, a una previsione che possa essere veramente inglobare tutte i disagi, tutte quelle tematiche che non siano e che non liberalizzino l'eutanasia solo perché uno è anziano e ha qualche acciacco e magari non ne vuole più sapere. Perché questo spaventa sia le persone anziane, ma soprattutto spaventa gli stessi pazienti che magari proprio perché hanno una malattia terminale non vogliono vedersi ridotti, insomma, in fin di vita e vedersi spegnere, sentirsi spegnere, e quindi questi magari vorrebbero avere un passaggio più semplice. Quindi insistiamo su questo, sulle cure palliative, perché sono, credo, un diritto per tutti i cittadini a non soffrire. Ma sul testo della norma sul fine vita io sarei un po' meno aperta, ma un po' più attenta a quello che può uscire come modalità attuativa, perché comunque si decide sulla vita delle persone, non è uno scherzo e quindi anche da parte del Parlamento ci vuole una certa attenzione. Poi per il ritiro ti faccio sorridere, non sappiamo ancora la data, si sono assecondate alcune date, è chiaro se insomma mi piacerebbe molto andarci anche perché diventa veramente un'idea programmatica per i temi della campagna elettorale e mi piacerebbe portarne tanti, in primis il ritorno delle province, poi perché per noi della Lega che siamo pieni di amministratori ottimi, sono assolutamente da riportare. So che hanno un costo, ma credo che solo mantenere l'attuale organizzazione, ma con una base elettiva possa portare di grande aiuto al nostro partito e ai nostri amministratori, perché si va a riaprire un contatto con le persone a livello provinciale, si dà importanza alle province che fungono da raccordo fra i comuni e le regioni. Le regioni sono troppo lontane, troppo distanti, lo dico da una regione che è veramente medio-grande, l'Emilia Romagna. Ci sono regioni più piccole che probabilmente non hanno questa esigenza, ma mediamente la maggior parte, la metà dei cittadini italiani, più della metà dei cittadini italiani vivono in regioni che hanno almeno 3-4 milioni di abitanti, dove effettivamente la base del Consiglio regionale e la Giunta regionale è molto lontana. Quindi si parte da quello, si parte secondo me su molta attenzione su cui vorrei portare sulla sicurezza. Io vorrei portare l'attenzione di Matteo, ma di tutti diciamo lo staff della Lega, di aumentare i controlli per il requisito della cittadinanza, perché credo che sia un tema importantissimo, così come ragionare sull'abbassamento dell'imputabilità. Noi abbiamo dato per certi reati la possibilità di essere già condannati a 16 anni, dovremmo abbassare forse a 14, a 13 anni.
e poi più tutele per le forze dell'ordine, devono poter agire con più tranquillità, senza avere il terrore di essere incriminate. Abbiamo dato la tutela legale, ma credo che dobbiamo riportare più sicurezza nelle nostre città. Io vedo nella mia città, come in tutte le città dell'Emilia-Romagna, problematiche di sicurezza enormi, e questo deve portare veramente il legislatore e chi fa un'offerta politica a dover fare un focus molto, molto importante. E poi ovviamente manteniamo la flat tax, aumentiamo magari il tetto della flat tax dal punto di vista fiscale, perché ovviamente insomma ci sono delle tematiche fiscali che dobbiamo inquadrare, aumentando probabilmente, secondo me, un po' quello che è l'accertamento con adesione. Abbiamo un risultato ottimale per il contrasto all'evasione fiscale. Se ampliamo un attimo la possibilità di sanare quelli che sono i piccoli errori formali delle dichiarazioni dei redditi, si può avere un risultato di incamerare risorse da parte dello Stato, ma anche liberare da un eventuale accertamento, chi magari si è accorto che ha sbagliato qualche cosa e evita di dover avere un accertamento, può da solo, insomma, portarsi a portare quello che si chiama proprio l'accertamento con adesione, nel senso io mi dichiaro che ho fatto questo errore, pago e mi libero da responsabilità. Ecco, mi permetto di sottolineare una cosa. C'è una cosa kafkiana, Laura, su cui credo servirebbe un vostro intervento. Mi spiego meglio. Capita che magari uno chieda la rateizzazione di una serie di cartelle che poi non paga perché non può, perché non gli è possibile. Dopo anni gli arriva l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e gli dice: guarda che tu mi devi ancora questi soldi qua. E tu gli dici: benissimo, fammeli rateizzare perché adesso te li posso pagare e risolviamo il problema. La risposta è no, avevi chiesto la rateizzazione, i termini sono decaduti, per cui noi adesso possiamo solo chiederti di pagare tutta la cifra complessiva e subito. Allora uno cosa fa? Contatta l'Agenzia delle Entrate e magari ogni tanto trova qualche padre di famiglia che dice: guardate, l'unica cosa che vi possiamo suggerire in attesa di eventuali nuove disposizioni è cominciate a pagare tot alla volta con dei bonifici, che poi quando sarà vedremo di trovare una soluzione. Ecco, Laura, potete fare qualcosa per favore, tu Gusberoli? Mettetevi in condominio come avete fatto con la rottamazione e vedete, ma ti rendi conto che di ci hanno salvare bloccato? gente, perché è assurdo, Laura, dai, è una roba da Kafka. Ma ti rendi conto che ci hanno bloccato ancora la rottamazione, la riapertura della rottamazione? Questo è un po' il problema, che sembra che noi vogliamo sanare tutti gli evasori e invece in realtà cerchiamo di riportare persone che hanno un debito fiscale a poter intanto pagarlo, perché Esatto. ricordiamoci che le nostre rottamazioni sono paghi l'intero, ti tolgo la sanzione, ma paghi anche gli interessi, quindi Esatto. comunque sia paghi e questi soldi vengono utilizzati dallo Stato, ma poi soprattutto da quel momento puoi lavorare alla luce del sole, perché è chiaro che chi ha una situazione come hai detto tu può solo lavorare in nero e se continuiamo a faraggiare o a dare la scusa, l'opportunità di lavorare in nero, diventa veramente il problema per il nostro paese di trovare delle risorse. E da qui, Dio ce ne scampi, Frattoriani e la Schlein dicono no, servono risorse, apriamo la patrimoniale. E anche su questo devo dire, noi della Lega, io ero presente insieme a Claudio Borghi, mi ha citato nella notte contro la riforma del catasto, no? Col governo Draghi, mi ha citato anche nel suo libro. È chiaro che non è possibile aumentare una nuova patrimoniale, tassare i fondi, tassare gli immobili, tassare i conti correnti, i depositi bancari, perché perdiamo veramente la fiducia dei cittadini. E i cittadini al giorno d'oggi già con l'IMU tanto amata da Monti hanno dovuto sborsare soldi per restare proprietari della propria casa. E quindi devo dire, su questo il nostro no è netto e continuiamo a pensare che sia il no di tutti quelli che lavorano, di tutti quelli che
vogliono comprarsi una casa, che sia il no di chi vive una vita normale, e chi appoggia queste richieste, queste proposte, sinceramente sono persone che sono molto distanti dalla realtà. Vorrei vedere il loro 740, vorrei capire se stanno lavorando, vorrei capire se stanno lavorando con un contratto regolare o in nero, perché è anche qui un altro dei cortocircuiti della sinistra, no? Vogliono il salario minimo, che ribadiamo lo vogliono 9 euro lordi all'ora, che significa 4 euro, 4 euro e mezzo netti, e poi però vogliono la patrimoniale. Quindi delle due l'uno, perché io credo che se nel nostro paese è più tutelante il contratto collettivo di lavoro, quindi lavorare secondo quello che è la contrattazione collettiva con contratti regolari, piuttosto che lavorare in nero. Quindi il conto corrente ormai, per avere per lo stipendio, per avere l'accreditamento dello stipendio, è obbligatorio, quindi mettere una patrimoniale che va a tassare i conti correnti significa veramente far arrabbiare tutti. Io credo che sia una delle follie che solo la sinistra può tutelare, può proporre, ma soprattutto lo propone per aiutare persone che nel nostro paese non stanno aiutando a crescere il nostro paese, non stanno aiutando la società del nostro paese. Quindi forse cerchiamo di tutelare il ceto produttivo, che ci può portare più PIL e migliorare quella che è la nostra economia. Laura, io ho ancora 2 minuti e 50, però volevo fare 2 osservazioni. La prima: qualche anno fa crollò un palazzo in provincia di Bari e si scoprì che c'era sotto una maglieria clandestina. Le lavoratrici, che erano italiane, venivano sfruttate a 3 euro l'ora. 4,50 euro salario minimo, champagne stasera per tutti quanti. La seconda cosa che ti dico, per chiudere diciamo con un po' di leggerezza: io ho sempre trovato cicche in spiaggia. C'è una soluzione o sbaglio? Eccoci, weekend di sole, questo, quindi molti sono nelle spiagge, molti ci hanno chiesto, ma insomma fate una legge per vietare le sigarette e i mozziconi in spiaggia. Ci tengo a dire che queste leggi le abbiamo già fatte, quindi a volte bisogna anche sottolineare come il legislatore sia abbastanza attento a quelle che sono le richieste anche dal punto di vista ambientale. Ci sono i comuni che, diciamo, in ordine sparso hanno fatto normative che vietano, come Rimini per esempio, ma anche in Versilia, vietano di fumare in spiagge. Questa è una normativa appunto che compete ai comuni, ma quello che è assolutamente vietato, e lo abbiamo messo nel decreto legislativo 152, il codice dell'ambiente, nella normativa che riguarda anche la terra dei fuochi, è lasciare i mozziconi di sigarette in spiaggia. Si parte con sanzioni che vanno dagli 80 ai 320 euro. Ci tengo a dire questo, anche quando non si è in fragranza. Quindi se c'è una videosorveglianza che si accorge di questo abbandono di mozziconi di sigaretta, sia sigarette normali sia quelle riscaldate, del tabacco riscaldato, ecco, queste possono essere sanzionate, così come ogni micro rifiuto che viene lasciato nell'ambiente. Questo lo dico per tutti, è già sanzionato. Peraltro, stesso discorso, c'è il codice della strada che prevede un divieto di fumare in auto se in presenza di donne incinte o bambini minori, con grandi sanzioni, ma c'è una normativa, devo dire, abbastanza importante, perché si parte da una sanzione minima di 216 euro e arriva quasi a 900 euro se si buttano mozziconi di sigarette fuori dal finestrino dell'auto, anche se fermi, mozziconi e qualunque cosa fuori dal finestrino dell'auto. Facciamo anche questo tipo di informazione, Antonino, perché credo che sia importante. Preveniamo multe, preveniamo sanzioni, ma preveniamo soprattutto comportamenti scorretti nei confronti dell'ambiente e pericolosi magari per altre persone. Esatto, preveniamolo anche per gli idioti, perché io con la Vespa, camminando ovviamente sul margine destro della carreggiata, non avendo una motocicletta da 300 all'ora, e poi se volessi andare a 300 all'ora mi comprerei la Ferrari, non certo la Vespa. Ecco, varie volte mi è capitato, perché io ci faccio 5-6 mila chilometri l'anno, mi è capitato il fesso o la stupida di turno che dal finestrino aperto hanno lanciato la sigaretta. E vi garantisco che mentre tu cammini a 70 all'ora e una sigaretta accesa, il mozzicone ti casca per esempio sulle braccia, io ho l'abbronzatura del muratore, non sono stata alle Lampados, ma sono così proprio perché vado in giro con la Vespa già da
un mese, però questo significa che ti bruci, ti lasciano il segno e così via. Aggiungo un'altra cosa. Tante volte buttano cose dai finestrini. Bravo. La cosa che mi permetto di suggerire a chi va in motocicletta, così come col ciclomotore o quello che volete, tenete sempre la visiera del casco abbassata, per un motivo molto semplice, perché a certe velocità quella roba diventano proiettili. Già a 50 all'ora, se voi beccate un calabrone che vi becca qua lo zigomo, un ponfo così, va sicuro che fa male, perché fa lo stesso senso, dà la stessa sensazione di una bruciatura di sigaretta. E a me è successo un paio di giorni fa. Per cui, cortesemente, visiera abbassata, ma soprattutto segnatevi i numeri di targa, perché l'imbecille di turno non è che può farla sempre liscia. E che diamine. No, hai perfettamente ragione. Guarda, io ci tenevo a parlarne perché credo che debbano essere informati i cittadini, gli autisti, insomma. Però soprattutto diamo la possibilità, visto che la legge c'è, insomma, se proprio non va, qualche sanzione deve essere erogata. Quindi continuiamo a tutelare i nostri cittadini, quelli che vanno in scooter, quelli che vanno in bicicletta, perché comunque sia non è così scontato che quando butti fuori qualcosa dal finestrino, io confesso non l'ho fatto, ho smesso di fumare ormai da 20 anni, però vedo ancora, specialmente al semaforo, che ci sono questi comportamenti che vanno assolutamente bloccati. Mi auguro che si interverrà un po' di più dal punto di vista dell'intervento, proprio, però da noi, da parte nostra, l'informazione, dire che queste sono norme già esistenti, facciamole rispettare, ma rispettiamole noi in primis. Esatto. Laura, allora io salutiamo ti ringrazio. tutti. Sì. Grazie a te, salutiamo i nostri ascoltatori, abbiamo buona festa della Repubblica, abbiamo sparato come sempre, chiedo scusa. Mi pare che stiamo parlando di cose importanti, per cui va bene così. Ci ritroviamo il 9 di giugno, però alle 14:10 con Dentro Montecitorio, con la nostra Laura Cavandoli, che vi ricordo essere la nostra padrona di casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Avete ascoltato